Chiusura totale allo Ius Soli da parte del Presidente del Veneto. Per essere italiani, ha ribadito durante il consueto incontro con la stampa, dopo la Giunta è necessario vantare lo Ius Sanguinis, anzi, ha aggiunto. Una denuncia che voglio fare invece è un'altra, che con l'attribuzione della cittadinanza dopo i 10 anni di residenza o i 18 anni per i ragazzini nati qui, alla maggiore età, voglio ricordare che l'attribuzione della cittadinanza mi risulta oggi non si faccia più con l'esame di lingua italiana, il che vuol dire, me lo dicono spesso gli operatori, che la richiesta di cittadinanza si traduce spesso in una raccolta di carte con una risposta pressoché sempre positiva, salvo precedenti penali, e che significa che noi stiamo dando sicuramente cittadinanza a cittadini che non sanno neanche l'italiano. Venezia, capitale della cultura per il 2019, insomma sembra certa adesso la candidatura al di là delle perplessità del sindaco? Ma per noi è sempre stata certa, però lancio anche un appello affinché il governo cerchi di dirimere anche il contenzioso, perché voglio anche ricordare che ci sono più candidature. Mi chiedo anche che senso ha spendere soldi pubblici, perché poi sono sempre soldi dei cittadini di diverse regioni, per presentare 4, 5 o 6 o non so quanti sono i dossier, per poi avere solo uno che si aggiudicherà in Italia questa partita. Penso che il Nord-Est, noi abbiamo assolutamente le carte in regola per aggiudicarcela, potrebbe essere un'occasione per decidere e non far spendere i soldi agli altri. Luca Zai è sceso in classifica tra i presidenti di regione apprezzati, però sempre sul podio. Ma sono sempre sul podio, siamo sempre lì, diciamo che siamo quasi pari merito, però obiettivamente questi sondaggi lasciano il tempo che trovano. Ho l'impressione che Zingaretti sia stato assolutamente premiato dal fatto che ha appena finito la campagna elettorale. Faccia 3 anni come me e poi vedrà. Non sarà anche per il fratello che ha appena finito Montalbano? Ma è probabile, c'è sempre la pubblicità occulta. È che io non ho nessun fratello e nessuna sorella che si occupa di TV, e questo forse è il mio guaio, mi dovrò attrezzare.